Carissimi fratelli, ringrazio il signor Parroco che anche quest'anno ha voluto invitarmi in questa celebrazione e io ci dico un caro fraterno saluto al vostro arcivescovo che ha consentito che io fossi presente in questa celebrazione. Saluto tutti i sacerdoti, il sindaco, le autorità civili e militari e saluto tutti voi cari fratelli che avete al corpo e questa mattina avrete la pazienza di ascoltarmi. Guardo l'orologio perché ricordo che il Papa con un battimano ufficiale quando ha detto che le prediche devono durare solo 10 minuti, ci ha dato l'indicazione del sacerdote, però poi alla fine io chiederò l'assoluzione a tutti i sacerdoti pubblicamente per un atto di disobbedienza, perché sono sicuro che la predica durerà qualche minuto in più, per cui vi chiedo la pazienza di ascoltarmi. Ecco, ogni anno, è passato un anno velocemente, non ce ne siamo accorti forse, ogni anno noi ripetiamo certi gesti. E la festa del patrono, una realtà ecclesiale, è uno di questi gesti. Abbiamo celebrato il Natale, siamo già pronti, i nostri sono già tutti pronti per il Carnevale, non avremo tempo di respirare che già passa alle volte. La ripetitività è un rischio grossissimo per noi uomini. Perché la ripetitività è appiattimento, perché la ripetitività è superficialità. Quando noi nei gesti che compiamo non sappiamo trovare sempre quella novità che ci consente di essere vivi. Anche l'amore in una famiglia può morire se si appiattisce. Se nella relazione tra marito e moglie, genitori e figli, fratelli e sorelle, non mettiamo sempre quel pizzico di novità che ci faccia scoprire sempre la bellezza dei gesti che ripetiamo. Oggi siamo ancora una volta davanti all'immagine di San Sebastiano e ci chiediamo qual è la novità di quest'anno e in che modo possiamo vivere questa festa in novità e saper cogliere quell'aspetto nuovo. Il parroco all'inizio accennava che il vescovo ha voluto questa basilica come chiesa giubilare, cioè chiesa dove si possa nutrare di indulgenza. È chiaro quindi che la prospettiva dell'anno santo che stiamo celebrando, che il Papa ha inaugurato alla vigilia di Natale, e questo anno santo e i contenuti che presenta può, deve segnare la novità con la quale noi vogliamo vivere questa festa. E lo facciamo come sempre, quando riflettiamo sulla parola di Dio, sui segni religiosi, lo facciamo sempre tenendo conto di una cultura che c'è avuto, tenendo conto di una realtà culturale nella quale noi siamo inseriti. Ci convincono inevitabilmente che a quelle volte ci impedisce di essere noi stessi. Io parto da questa considerazione questa mattina. Abbiamo un colore rosso nei paramenti e ci ricorda che San Sebastiano è stato un martire. Abbiamo sentito la lettura che si riferiva alla morte dei giusti e diceva la loro speranza è piena di immortalità. Chi sono i martiri? O chi sono gli eroi anche nella vita civile, politica, militare? Sono quelle persone che rinunciano a quelle speranze momentanee in vista di una speranza immortale ed eterna.
è stato San Sebastiano, è stato colui che dinanzi alla possibilità rinnega o ti ammazziamo, dinanzi alla possibilità di rinnegare e vivere le speranze di qua giù, la vita è il dono più grande che noi abbiamo, e dinanzi alla prospettiva di morire per una speranza immortale non hanno esitato, muoiono, così come fanno gli eroi, dei quali parlano sui libri di storia, gli eroi del passato come gli eroi del presente. Pensate a tanti gesti eroici delle forze dell'ordine che lasciano la vita e che noi tante volte ci pongono la domanda: ma chi gliel'ha fatta fare? Ma perché? Quel vigile del fuoco riportata va in quella casa che tira fuori e esplode, quella casa ci lascia la vita, ma chi gliel'ha fatta fare? E così potremmo enumerare mille casi, ma martiri, ma chi gliel'ha fatta fare? Ma dici a parole perché rinnego la mia fede, ma che ti pare di portare dentro? Hanno rinunciato alle speranze immediate per una speranza piena di immortalità. E in questo giubileo, che ha come tema essere pellegrini di speranza, noi ci poniamo la domanda davanti al martire: ma cosa possiamo sperare? Se il giubileo porta è segnato da questo valore, la speranza, noi ci chiediamo: ma cosa possiamo sperare? Perché abbiamo delle speranze immediate. Posso sperare nella guarigione, posso sperare nella carriera, posso sperare in un posto di lavoro, posso sperare qualunque successo, ma sappiamo che tutte queste speranze sono segnate dalla provvisorietà. Nessuno può sperare di essere immortale, nessuno può sperare di dire io camperò in eterno. Sappiamo che la morte è che insidia le nostre speranze. Allora noi come cristiani, come seguaci di Gesù Cristo, ci poniamo la domanda: se queste speranze che allietano il nostro cuore, la salute, il denaro, il successo, ci soddisfano, ma sappiamo che sono provvisorie, allora da cristiani ci poniamo la domanda, da seguaci di Cristo: cos'è che dobbiamo sperare? C'è una speranza che mi soddisfa in pienezza e che dà senso anche alle speranze immediate che sono passeggere. Gesù Cristo, prima di accompagnarsi da questo mondo, parlando ai discepoli, ha annunciato la vita eterna. Io vado e preparo un posto. Chi crede in me ha la vita eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Miei cari fratelli, questa è la speranza cristiana. Questa è la speranza che ha sorretto la fede di San Sebastiano. Quando dinanzi all'alternativa rinneghi la fede o ti uccidiamo, lascia attento, uccidete. Ma sapeva di non morire in eterno, la speranza piena di immortalità.
regolarità. E non dimenticate lo faremo proporre. L'ultima realtà del credo qual è? Credo la vita eterna. Questa è la grande verità, che dovrebbe essere quell'aggancio che costituisce il fondamento di tutte le altre speranze. Perché la vita eterna, per chi ha questa fede, sa che questa vita eterna regola anche il senso delle speranze che noi inseguiamo. Io posso inseguire la ricchezza, posso inseguire una vita più comoda e legittimo, ma posso inseguire questa vita comoda con il male. Spaccio droga, metto l'agenda in un negozio, guadagno, sono felice. Se tutta la mia vita penso che debba giocarsi qui in questo mondo, ma se credo che c'è una vita eterna, quella vita eterna illumina e regola le speranze. Io non posso sperare il successo, se questo successo poi significa dare gomitata a chi mi sta accanto. Io non posso sperare nella ricchezza, se la ricchezza implica il delinquere. Io non posso sperare il bene, se il bene implica il male. Questa è la grandezza dell'annuncio cristiano, questa è la prospettiva nella quale ci ha posto Gesù Cristo. Quella prospettiva che noi affermiamo in me ogni volta che recitiamo il credo alla vita eterna. Quale senso avrebbe oggi la celebrazione di San Sebastiano da parte di tutti voi, se noi non avessimo questa apertura alla vita eterna, questa speranza eterna? Sarebbe un po' come una tradizione, e voi seguite per tradizione, uscite fuori da questo ambiente sacro e entrate nel profano, cambia il senso della vita, inseguiamo altre speranze, inseguiamo altre prospettive che non ci conducono alla vita eterna, si sono sganciate dal bene. La cultura oggi che cosa ci propone? Non cerco la vita eterna. La cultura oggi ci tiene chiusi nella prospettiva di questo mondo, perché la cultura di oggi coniuga un solo verbo: vivi e realizzati in questo mondo. Il futuro, al limite sono agnostico, se non lo nego del tutto. E naturalmente l'impostazione di una vita che nega l'eternità, così come il cielo davanti a noi non si è chiuso, come se fossimo in una casa priva di finestre, dove non possiamo aprire e guardare l'orizzonte. Questa è la cultura oggi che si è affermata, una cultura legata al tempo, che ha negato quel fondamento della nostra fede, per cui ci dice: tu esci da Dio e sei venuto nel mondo, ma hai una vocazione, quella di tendere verso Dio. Se non solo parlerebbero, la nostra vita si sviluppa una trascendenza, che è la trascendenza creatrice di Dio, è la trascendenza che è l'opzione finale della nostra vita, la scelta che ci fa tendere verso Dio. Questa cultura che, cari fratelli, che ci tocca tutti, ci contamina. Non ho il tempo materiale di soffermarmi su questa contaminazione che la cultura oggi ha fatto anche dalla nostra vita di fede. Un solo esempio: pensate voi genitori,
mandate infine al catechismo per la formazione cristiana. Ho già detto una parola che prossimamente inserita per tutti. Per i sacramenti, diceva la prima comunione, la Chiesa. Ma pensate se contemporaneamente al giorno stabilito per la catechesi c'è la scuola di danza, se c'è la palestra, se c'è la scuola di calcio, cosa preferite? L'educazione alla fede? Per cui sapete che vostro figlio prende una fisionomia che lo apre all'eternità, le fate scoprire, tu provieni da Dio e devi tendere a Dio e devi impostare la tua vita di oggi tenendo conto di questi due estremi che Dio ti ha creato e che devi rendere conto a Lui. Oppure prevale la scuola di calcio, il sogno di ogni genitore di avere un altro calciatore di grido, un altro sportivo di grido che porta soldi, che porta onore. Da vescovo sono le lotte dei parroci con i genitori, perché a quell'ora io non posso andare, c'è la scuola di calcio, e la scuola di calcio è l'assoluto dinanzi al quale dobbiamo partecipare. Questa è la contaminazione della cultura di oggi, lo sapevamo, eppure siamo tutti qui a venerare il San Sebastiano, la scelta che ha fatto. Muoio, ma non rinuncio alla speranza eterna. Da questa concezione, vedete, da questo primato che noi viviamo ai beni materiali rispetto alla ricerca del bene eterno, dipendono tutti i guai che noi oggi viviamo e per i quali speriamo. Perché la concezione di una provenienza da Dio, di un'apertura verso Dio, rende la vita dell'uomo degna, la dignità dell'uomo, perché l'uomo, ciascun uomo, anche il più miserabile, è degno di rispetto. I diritti umani da dove nascono per noi credenti? Dal fatto che Dio disse: creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quando distruggiamo questa apertura al trascendente, quando distruggiamo questa apertura a Dio, capite che l'uomo è disprezzato, anche se direttamente non ci sono azioni di disprezzo, ma tutti i guai che noi abbiamo. Da che cosa nascono? Da questo fatto che dimenticato Dio, l'uomo diventa merce. Noi non ci viviamo una civiltà di mercato, dove anche l'uomo e la sua dignità è merce di Stato. Devo fare esempi, se ne faccio uno, rischio di avere il vostro consenso generale. La sanità pubblica. La sanità pubblica. Cosa c'è dietro? Un governo va, un governo viene, uno accusa l'altro, l'altro accusa uno di non affrontare i problemi della sanità, ma chi soffre chi è? La persona. 3 giorni in un pronto soccorso, liste di attesa di mesi, di anni per avere una visita specializzata, specialistica, per avere un'analisi. Da che cosa nasce questo? Dal fatto che la gente ha passato in un pronto soccorso perché non c'è personale, non sono persone deboli, così come Dio le ha voluto. Quelle attese, bisogno di una radiografia. Vieni fra un anno, allora forse avrete il mio cadavere, non io che sia un tumore e non provvedo subito alle cure.
Così pensate i problemi delle industrie alimentari, c'è tutto ciò di negativo alla società, volutamente o meno, prepara all'uomo, alla singola persona, e tutta basata sul fatto che noi vediamo questa prospettiva dell'eternità. Io non devo rendere conto a nessuno, mafioso, colui che spaccia droga e vede sotto i piedi la propria coscienza. Da quale principio parte? Io devo stare bene, devo avere il successo. Io. Chissà se c'è. Cambia anche il tasto quando io parto da una visione che di questa singola azione che io faccio. Ho venduto una dose di droga ad un ragazzo, ad un giovane. Io devo rendere conto a Dio per tutta l'eternità. Mi pare questo senso vivo dell'eternità che ci manca. E questo senso vivo di questa speranza di immortalità che ci manca nella concretezza della vita. È chiaro allora che non capiamo più il sacrificio. Cos'è il sacrificio? Lo devo evitare, devo stare bene. Non capiamo più il dolore, che senso ha il dolore? Ma c'è l'eutanasia. Togliamo il dolore dalla vita, che serve? La morte che cos'è? Il fatalismo, disperazione. Noi dobbiamo riacquistare il senso dell'eternità che i martiri ci hanno dato per dare fondamento a tutte le altre nostre speranze. Cristo, speranza dell'uomo perché è risorto da morte. Oggi noi assistiamo ad una guerra della cultura di oggi alla religione. Non la sopporta. La rende insignificante, non serve per costruirti la vita. Togli la parola. Tu puoi essere religioso, la tua fede si deve svolgere con te. Quando guardi nella porta e prendi il cammino alla fede, tu puoi muoverti qui, bruciare tutti gli incensi che vuoi, ma lì dove si decide dell'uomo, dove si decide della sua storia e della sua vita, la religione non c'entra. È persa la dimensione del santo, cari. Noi accettiamo solo il profano. E noi cristiani, anche noi cristiani, non ci abbiamo perduto la dimensione del santo. Che avvolge tutta la vita dell'uomo, ma che c'è una perdita che si allaccia nella lotta contro la religione. Pensate agli spot pubblicitari. Ricordate Sanremo che beve il caffè Lorenzo? Pensate al battesimo a Sanremo, mentre ci canta mimare il rito del battesimo. Pensate all'ultima cena delle ultime Olimpiadi a Parigi. Il sacro deve essere dissacrato, perché il sacro fa fastidio. E noi dobbiamo affermare il primato della profanità, della laicità più becera che possa esistere. E il problema è che dinanzi a questa realtà che noi cristiani non abbiamo il coraggio di reagire, di resistere, ma veniamo anche noi coinvolti in questa dissacrazione che poi si riverbera in tutte le altre forme della nostra esistenza. La vita è dissacrata, la morte è dissacrata, eccetera, eccetera. Gesù ha tolto i venditori dal Tempio, li ha buttati fuori. Perché?
dissacrato la mia casa e casa di preghiera. Voi ne avete fatto una spelonca di ladroni. Il martire ha dato la vita per questa verità. Noi stiamo assistendo allo scempio dei simboli religiosi. Stanno preparando una legge in Europa dove sarà permesso così. Spesso sentiamo vilipenda la religione che si vuole dire. Stanno preparando una legge dove ridicolizzare il sacro non è più reale. Permettete una citazione che sa un po' di cultura. Negli anni 60 un grande della letteratura italiana per Paolo Pasolini, che non era certamente un credente, non cristiano, metteva in guardia da questa dissacrazione. E allora, lo dico apertamente, accusava anche la Chiesa di non intervenire con forza per impedire questa dissacrazione. Noi dobbiamo oggi, dinanzi alla considerazione del martire, avere la coscienza di vivere la trascendenza. Usciamo da Dio e tendiamo verso Dio per riacquistare quella che è la centralità e la dignità dell'uomo. Per essere cristiani, miei cari fratelli, non basta essere ambientalisti, non basta soccorrere i poveri, non basta accogliere gli immigrati. Tutto questo lo possiamo fare anche senza la fede in Gesù Cristo. Un uomo di retta intenzione può essere ambientalista, può essere quanto a soccorrere i poveri, può accogliere gli immigrati. Oggi per essere cristiani dobbiamo affermare la centralità di Gesù Cristo nella nostra vita. Il Cristo che ci ha detto: io vado a prepararti un posto. Io sono venuto per darti la vita che comincia in questo mondo e finisce nell'altra, la vita eterna. Noi dobbiamo riaffermare oggi, dinanzi al martire che veneriamo, la nostra fede nella vita eterna, per dare consistenza alla nostra speranza e per dare consistenza alle nostre speranze di qua giù.